La scuola dell'infanzia a Santo Stefano del Ponte è nata per sostenere le famiglie della parrocchia, cercando di affiancarle nella crescita dei bambini. Per questo l'istituto si impegna nel creare un ambiente familiare in cui si sentano accolti. Puntiamo a farli stare bene, come se fossero a casa, non costringiamo, cioè se un bimbo non vuole fare la prescuola al pomeriggio non la fa, è liberissimo di giocare, perché giustamente sei all'asilo, è il tuo ultimo anno di asilo e te lo devi godere e quindi vogliamo farli stare bene, è come se fossimo una grande famiglia perché sono due classi, non sono tantissimi perché avendo appunto due classi i numeri sono ridotti, ma noi puntiamo a farli stare bene e che escano di qua contenti e che vengano volentieri ovviamente. La formazione non è puramente intellettualistica o nozionistica, noi non abbiamo grandi velleità di dare chissà quali nozioni o preparazioni così metodologiche, ma credo che la grande preparazione per la vita e per l'avventura di quando diventeranno più grandi è aiutare questi bambini ad avere un po' un'esperienza dove essere accolti, aiutati nella non facile avventura di diventare grandi. La scuola è aperta dalle 7:30 alle 17 e propone un sistema a classi miste per insegnare ai bambini come relazionarsi non solo con i coetanei. I bambini sono divisi in due classi miste, quindi i piccoli insieme ai grandi, in modo che il grande abbia cura del più piccolo e il piccolo come punto di riferimento oltre a noi abbia anche un grande. Alle 9:30 iniziamo a lavorare più o meno e verso le 10:30 il lavoretto è finito, c'è un po' di gioco libero. Per le 11:30 ci prepariamo prima di andare a mensa, quindi vanno in bagno, si lavano le mani, fanno le cose che devono fare. Scendiamo al piano di sotto dove abbiamo la mensa interna con la cuoca, molto buona, con la nostra cuoca che fa da mangiare molto bene, infatti i bambini mangiano un sacco. Verso l'una finiscono di mangiare, chi ha ancora bisogno del sonnellino va su e dorme, invece gli altri rimangono al piano di sotto dove i più grandi fanno delle attività pre-scuola e i più piccolini o leggono un libro, si fanno un disegno o giocano. Alle 3 si svegliano tutti, diamo la merenda e poi dalle 3:30 in poi che parte il pulmino iniziano le varie uscite fino alle 5. Nel periodo nella zona dell'uscita diciamo il bambino anche lì è libero di fare ciò che vuole, di prendersi un gioco, di fare un disegno, di leggere un libro con noi o quant'altro. Tante e varie le attività per i ragazzi, ma l'impegno della scuola non si esaurisce nella loro educazione. Grande rilevanza ha anche il rapporto con le famiglie, sia nella comunicazione regolare sia nella proposta di un percorso formativo. Oggi certamente ci si avvede, ci si rende conto che il servizio che l'asilo poteva fare negli anni 70 non è più lo stesso, oggi tanto è cambiato e avvertiamo che la questione non è tanto focalizzarci sulle esigenze di un bambino e quale tipo di quale energie, quali specialità mettere in conto solo sul fondo del bambino. Oggi si avverte e avvertiamo anche tutti che le famiglie qualche volta si trovano un po' più spaesate nel loro compito non facile, nel mestiere non facile di fare il papà e la mamma. Allora per questa ragione il desiderio grande è quello non di fare chissà che, ecco, in modo timido, però quello di metterci a fianco ai papà e alle mamme, qualche incontro con loro, una proposta anche a livello un po' di qualche lettura cinematografica, attraverso alcuni film, in cui ritrovarsi un po' insieme a rileggere la propria esperienza di padre e di madre nel contesto di oggi e non solo da un punto di vista puramente specialistico, ma da un punto di vista un po' più ampio, globale, a 360 gradi, come essere aiutati ad affrontare quelle domande, a volte quei dubbi lancinanti, dice ma io faccio la cosa giusta per mio figlio?